Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Antonina, a te la linea. Buongiorno a te, cara Sveva, le 8 e quasi 35 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, manca poco a Ferragosto. Naturalmente, diciamo così, noi cominciamo la nostra trasmissione come al solito. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono tutti i nostri migliori, insomma i nostri valentissimi colleghi, particolarmente liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, che ritroverete tra l'altro da giorno 18 alle ore 15, gli Auto da Fe di Giulio Cainarca che tornerà lunedì 18, le videopillole, la rassegna stampa di Semivarin che sto supplendo io e molta altra bella robetta ancora. Bene, bella gente, intanto buon lavoro a Sveva, diamo anche le coordinate della nostra puntata odierna: 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp, oppure 0292947222 se volete essere dei nostri attraverso naturalmente il telefono quando lo dirò io. Cominciamo dando un'occhiata alle agenzie, anche perché oggi i temi sono alquanto scottanti, alquanto caldi, visto e considerato che continua a tenere banco, ahimè, la vicenda inerente quanto accaduto a Milano e in particolare ANSA, eccoci qua, andiamo giù. Trump avvisa Putin, fermi la guerra o ci saranno gravi conseguenze. Sapete che domani ci sarà il vertice ferragostano nella base militare USA di Anchorage e in particolare stop fino al 20 agosto alle sanzioni finanziarie per i russi, licenza di acquistare beni in Alaska. Europa rassicurata, nessun accordo senza l'ok di Kiev, gelo di Mosca, atteso per le 19 di oggi un annuncio del presidente americano. L'Ucraina, Starmer annuncia, stamani riceverò Zelensky a Londra, operazioni umanitarie, Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza. L'ennesimo dramma, 2 barconi si ribaltano al largo di Lampedusa, 27 morti. Il primo piano, Bova deposita all'ufficio Marchi la frase occhi spaccanti, la Bernardini De Pace, sua ex suocera. Chi vorrà usarla dovrà chiedere permesso. L'estate poi il ponte di Ferragosto, lo sapevamo già da ieri, oltre 12 milioni di veicoli sulle strade, tiremmo innanzi. Diamo un'occhiata anche all'ADN Kronos che dà delle precisazioni rispetto alla stessa ANSA e in particolare se riusciamo a togliere questa pubblicità inutile dovremmo, ecco qua, Ucraina-Russia, Trump non discuterà la divisione dei territori al summit con Putin. Ancora, Israele, Smotrich, al via la costruzione di oltre 3.000 unità abitative in Cisgiordania, sotterrata l'idea della Palestina. Le ondate di caldo come killer silenziosi, cresce la crisi in Europa, l'allarme dei suicidi in carcere, Forza Italia apre alle riforme, stop di Del Mastro, no a svuota carceri. E poi naturalmente anche qui gli occhi spaccanti di Raoul Bova. Diamo un'occhiata pure alla BBC, la BBC diretta, Zelensky incontrerà Starmer a Downing Street prima dell'incontro Trump-Putin. Il primo ministro britannico dice che c'è una possibilità concreta di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina prima appunto dell'incontro che ci sarà domani in Alaska. La speranza è che chiaramente si possa arrivare alla pace o comunque a un cessate il fuoco provando a congelare la situazione. Vedremo. Diamo un'occhiata ai quotidiani odierni. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, ecco qua le prime pagine, fotonotizia di apertura. Migranti, critiche per la mancata attivazione delle ONG in mare, Meloni sgomento, ma i soccorsi non bastano, colpa degli scafisti, 2 barconi si ribaltano. 27 morti, altri dispersi a Lampedusa. A proposito,
la creanza prima di tutto. Buon lavoro alla nostra Sveva che oggi mi permette di proiettarmi alle vostre orecchie, ai vostri occhi. Avete sentito la sua voce in apertura di trasmissione. Il fatto, i vertici in video col presidente USA definiti un successo, il 15 l'incontro 2 con Putin ad Anchorage. Niente senza Kiev. Trump promette a lui e a Zelensky la richiesta alla Russia di una tregua immediata. I leader europei insistono sul dare voce decisiva all'Ucraina. Meloni, bene la compattezza. Ancora, l'investimento mortale a Milano, la Caritas, i piani di integrazione per i Rom ci sono e funzionano, ma bisogna impegnarsi a farli. E le fonti rinnovabili, la geotermia soffia energia a tutta la Toscana. Qua siamo in quel di Larderello, signore e signori. Il Corriere della Sera, anche qui l'Ucraina tiene banco, l'Europa e Trump avvisano Putin, il collegamento in vista del vertice in Alaska. Donald, lo zar si fermi o pagherà. Meloni con gli USA per una pace giusta. Ancora i leader uniti su tregua e territori, serve il sì di Zelensky. Il tycoon voto 10 alla call. La linea di Mosca alla call, non nel senso di Claudia Call, ma nel senso di telefonata. Poi l'intervista al ministro Crosetto, Kiev medi tra il giusto e l'accettabile. Medio Oriente, Israele, l'esercito approva l'attacco a Gaza City. Lampedusa, di spalla almeno 27 le vittime, doppio naufragio, bimba di 1 anno tra i migranti morti. Fotonotizia a centropagina, un orribile femminicidio. La Spezia, lavorava come domestica, lui aveva il divieto di avvicinamento, uccisa dall'ex nella megavilla. Il braccialetto era guasto, cioè non è possibile che nell'anno 2025 il braccialetto possa essere guasto e nessuno faccia niente. Cioè, è veramente pazzesco. I PM e le indagini urbanistiche nell'inchiesta del City Manager di Milano, di questo poi parleremo con Fabio Massa alle 12.35 in Capitaneria di Porto. Code, selfie, tornelli, non è montagna, l'estate amara del presidente del CAI, violato il rapporto intimo tra uomo e natura. Beh, quelli che salgono con le infradito fino ai rifugi, francamente non si meritano solo code, selfie e tornelli, ma anche 50 frustate. Il malore, il ricovero, botulino, così mi hanno salvata. Il caso del panino al botulino in Calabria, presunto panino al botulino. Il Fatto Quotidiano, Villaggio Olimpico, l'emendamento infilato dopo gli arresti. La destra copre il buco di Catella, paga lo Stato. PD astenuto, no 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Il costruttore ne parlava in chat, subito dopo ha trovato sponde in Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, con la connivenza dei Dem, via libera ai costi extra per salvare i conti. Ancora Morandi, il dossier 7 anni dopo, tutto prescritto tranne il crollo. Autostrade, così Draghi e compagni regalarono 7 miliardi a Benetton. Andiamo avanti, il giornale, il vertice di Ferragosto, la minaccia di Trump a Putin, il tycoon sente Europa e Zelensky per ritrovare l'unità, voto 10 alla telefonata, poi avverte lo zar, fermi la guerra o gravi conseguenze. Fotonotizie a centropagina, naufragio a Lampedusa, 27 morti, Meloni contro gli scafisti, da loro cinismo inumano. L'omicidio di Milano, i baby rom liberi di andare e venire, ma ora si aspetta un provvedimento. L'emergenza nomadi, scrive Filippo Facci, via la patria potestà, la soluzione giudiziaria, l'inerzia politica. Alessandro Bernasconi invece propone una riforma, l'Italia è cambiata, responsabilità penale a partire dai 12 anni. La fine di un'epoca, la Kodak va verso la chiusura causa troppi debiti. Il Tempo, i nazistelli, l'ultimo delirio del PD, Olimpiadi senza Israele, la mente corre a Berlino del 36, le 44 firme dei parlamentari Dem per escludere gli ebrei da tutti gli eventi sportivi, degni eredi delle leggi razziali. Complimenti, meno male che siete del PD voi altri. Giulio Sorrentino, lo sfregio di Hannun e i nuovi partigiani, perché secondo questo signore i tagliagole di Hamas sarebbero partigiani, eroi partigiani come la resistenza italiana. Quegli strani legami con i filo Hamas, ora serve chiarezza. Paragone tra rincari e spiagge deserte, così Elli porta il PD fuori strada. L'omicidio a Milano, per i Rom sprecati 1,8 miliardi, la Sardone, troppa ideologia, nessuna integrazione. Ancora il dossier della regione, la mappa delle iniziative da Testaccio a Cinecittà, AFE e Noia si combattono col pranzo di Ferragosto, sempre più anziani da soli in casa d'estate, ecco come dove ritrovare un sorriso.
Giustizia pazza, 4 stranieri svaligiano casa, presi, niente cella, ma l'obbligo di lasciare Roma. Bellissimo, così il cittadino si fida ancora di più dello Stato e delle sue istituzioni. Operazione umanitaria, il cuore d'Italia salva dal caos di Gaza 31 bimbi malati, italiani siamo i primi nell'UE. Nodo migranti, il naufragio di Lampedusa, Meloni, trafficanti disumani e poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, Trump applaude i leader UE, minaccia Putin, se non si ferma, puntini sospensivi. C'è Trump che sta parlando al telefono con Putin che ascolta zitto in silenzio. Non arriva tardi che ad Anchorage sti giorni c'è la sagra da Foken se cammina. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, USA e UE, avviso a Putin, la linea condivisa con Zelensky per il vertice in Alaska, nessuna concessione senza il sì di Kiev. Trump, Mosca si fermi o gravi conseguenze, ma il Cremlino, le nostre richieste non cambiano. L'IDF approva il piano per invadere Gaza, di spalla i baby pirati di Milano, siamo scappati per paura. Ve lo ripeto, i baby pirati di Milano, siamo scappati per paura. Perché i freni non funzionavano nella macchina. Vabbè. La strage dei migranti in rotta per Lampedusa, poi ancora De Caro, se corrono Emiliano e Vendola io non mi candido. La grande guerra, gli amori sull'altipiano, il racconto di Corrado Augias, La Stampa, vertice con i leader del vecchio continente, no alla cessione dei territori ucraini, il Cremlino intensifica l'avanzata e provoca pace, l'Europa s'accoda a Trump. Il presidente USA, incontro da 10, strategia condivisa con la UE, Mosca conta solo l'America. Fotonotizia a centropagina, almeno 27 morti, oltre 10 dispersi nel naufragio, tra le vittime una neonata. Ecatombe Lampedusa. La Meloni tira dritto, la linea non cambia. Andiamo avanti. La verità, l'omicidio di Milano è solo la punta dell'iceberg, tutti i campi rom fuori controllo, da Torino a Napoli, Roma a Lamezia. L'Italia è piena di insediamenti abusivi, Covid di degrado e delinquenza, eppure i comuni hanno strumenti efficaci e in Piemonte li applicano. Intanto in via Salvanesco è giallo, i baby killer scompaiono e poi riappaiono. L'ex magistrato Matone, errore ridare quei bambini alle famiglie, i genitori sono colpevoli. Fotonotizie a centropagina. Vedete Silvia Salis, la sindachessa di Genova, la Salis vede fascisti anche nei meme, è pronta a guidare la sinistra. Continuate così che il centrodestra governa per i prossimi 30 anni e credo che non dispiaccia a tanti. Spese pazze di Ricci a cena per presentare il suo libro, viaggio ovunque pure a New York e Berlino, oltre 3.000 euro per voli, hotel e ristorante. Chi ha pagato? Ne parla Fabio Amendolara. Trump parla con i leader europei e minaccia Putin, stop alla guerra o conseguenze, domani l'incontro in Alaska, Mosca prepara il terreno in caso di intesa. Chat tra sindaco e costruttore, Sala Catella legati da anni, scusa se non all'altezza. Renzi come Fassino non azzecca una previsione, quella sulla durata del governo è solo l'ultima topica della ruspice di Rignano. Libero, giustizia in tilt a Milano, i rom già a spasso dopo l'omicidio, i piccoli restituiti alle loro famiglie, spariscono per ore e poi ricompaiono. Gli inquirenti ammettono la legge rende difficile trasferirli in comunità. L'intervento Giuseppe Valditara per i campi, la svolta parte dalla scuola. L'intervista Eugenia Roccella, la sinistra ha frenato l'integrazione. Fotonotizia, anzi in questo caso è un grafico a centropagina, dilemma Zelensky, ecco la mappa sul tavolo, gli incontri del presidente ucraino prima del vertice Trump-Putin. Fuori la stella di David da tutte le competizioni, il PD a ruota libera, boicottaggi sportivi anti-Israele. Adesso andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi, eccoci qua. La social card da settembre, la carta dedicata a te andrà a più di 1 milione di famiglie e avrà un valore di 500 euro che potranno essere usati solo per l'acquisto di beni di prima necessità. Ne scrive Cirioli a pagina 28, in alto Filippo Merli a pagina 2, UK consentirà all'intelligenza artificiale OpenAI di accedere a importanti set di dati governativi. Ancora la notizia del giorno, mentre noi in Italia abbiamo il PD che fa queste
che prende queste iniziative antisemite, in Germania le cose cambiano. L'estrema destra tedesca batte Merz e diventa il partito più importante. Questo succede quando si va a farfalle parlando di puttanate. Di spalla il diritto, ne scrive Roberto Giardina a pagina 9, poi vi leggerò il suo pezzo. Il diritto e rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, l'Institute for the World Economy, ha pubblicato uno studio che individua 3 motivi per temere un'aggressione russa entro il 2030. Primo, Trump ha deciso di ridimensionare il suo ombrello protettivo sull'Europa. Secondo, la Russia ha aumentato enormemente la produzione di armamenti e potrebbe essere pronta ad attaccare un paese NATO entro il 2030. Terzo, la guerra in Ucraina ha mostrato l'importanza di droni, missili ipersonici, sistemi di IA, tutte cose sulle quali Mosca è molto avanti rispetto all'UE. E lo stesso allarme entro la stessa data di riferimento è stato lanciato in occasioni diverse da Boris Pistorius, ex ministro della difesa tedesco, da Rob Bauer, capo del comitato militare NATO, e da Michael Biden, capo delle forze armate svedesi. Ma in Italia siamo al sicuro, abbiamo Salvini e Conte, grandi amici di Putin, che ci proteggeranno da ogni pericolo. Andiamo avanti, che ora si è fatta, le 8:51 minuti e 10 secondi. Se ci volete scrivere 340 670 9659, se volete mandarci le vostre zappe. Adesso noi cominciamo con la questione dei Rom, andiamo sulla Verità perché anzi andiamo prima su Repubblica, perché Repubblica pubblica la versione dei fatti secondo questi bambini, perché non sono nemmeno definibili come ragazzi, visto che il più grande ha qualcosa come 13 anni. Ecco qua, la confessione dopo lo schianto: siamo scappati per la paura, poi siamo andati per negozi. I minori che hanno travolto la pensionata milanese dopo aver rubato una macchina ammettono davanti ai vigili urbani è stata colpa dei freni. Il campo Rom si svuota. Chi ci ha parlato ha ascoltato le loro versioni, ha avuto la sensazione che non avessero compreso del tutto la gravità di quanto successo. In un italiano stentato, ma con una certa convinzione, hanno provato a difendersi, a spiegare che sono fuggiti perché ci siamo spaventati, che quell'incidente era avvenuto perché i freni non funzionavano. E così ho preso la signora. La signora, che poi è Cecilia De Astis, la donna di 71 anni morta lunedì mattina in via Saponaro, periferia sud di Milano, dopo essere stata travolta da una Citroën DS4 Gino Paoli, DS4 rubata da un ragazzino di 13 anni, no, poi capirete perché alle 9 ho detto Gino Paoli, non c'entra niente con questa storia. Dicevamo, con a bordo suo fratello di 12, la loro cuginetta di 11 e un quarto bimbo della stessa età. Dopo aver investito e ucciso l'anziana, i cui funerali si terranno oggi, i 4 minorenni sono scappati, cercando di far perdere le proprie tracce. Un'impresa riuscita per meno di 24 ore, perché martedì mattina alle 7 gli agenti della polizia locale li hanno rintracciati tutti in un campo nomadi di via Selvanesco, strada immersa nella campagna a poco più di 2 chilometri dal punto della tragedia. Un accampamento nato su un terreno di proprietà di un uomo di origini bosniache, in passato pare frequentato anche da Rubino Sulejmanovic, arrestato nel giugno del 24 perché coinvolto nell'omicidio del 18enne Johnny Sulejmanovic, ammazzato dopo una lite tra famiglie. Quando gli investigatori della locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, sono arrivati, i 4 baby fuggitivi sono stati identificati e portati in comando insieme ai parenti. I freni non funzionavano bene, ho preso la signora, la confessione del più grande del gruppo, quello che era al volante. Ci siamo spaventati, siamo scappati, hanno provato a spiegare, anche se poi siamo andati al centro commerciale di Rozzano. Al campo invece sarebbero arrivati dopo aver continuato a girovagare nel quartiere soltanto nella tarda serata di lunedì, con l'11enne che nella notte avrebbe confessato alla madre quanto successo. La sera seguente, al termine di una lunga giornata di verifiche e audizioni, i bimbi sono stati riaffidati alle famiglie, non è escluso che provvedimenti arrivino nelle prossime ore, e sono tornati in via Selvanesco, da dove ieri mattina 2 mamme e i 15 figli si sono allontanati definitivamente, mentre le altre donne e gli altri piccoli hanno fatto più volte avanti e indietro dall'insediamento, che verso le 9 di sera era completamente vuoto. Proprio da lì, stando a quanto ricostruito dalle indagini, domenica pomeriggio i bimbi sono usciti a piedi muovendosi verso via Fratelli Fraschini.
dove 4 francesi avevano lasciato alle 11 la loro Citroën per andare a fare un giro in centro. Tra le 17 e le 20, ore in cui i turisti sono tornati per il check-in nel B&B e non hanno più trovato l'auto, i minorenni avrebbero preso le valigie, forzando il portabagagli e portandole con sé al campo. Tornati a casa avrebbero aperto i trolley, trovando dentro le chiavi della vettura, che sarebbero andati a rubare riportandola indietro nella zona dell'accampamento. La mattina dopo, lunedì, poco prima di mezzogiorno, il tredicenne si sarebbe messo alla guida con altri amici a bordo, arrivando a tutta velocità in via Saponaro. In quel momento Cecilia De Astis stava scendendo da un marciapiedi e senza saperlo stava andando incontro al suo destino. Ora, la Citroën DS4 è un'auto di produzione molto recente. Come fanno i freni a non funzionare e a combinare un casino del genere che vedete qua in fotografia? La descriviamo per chi ci segue in via radio. La Citroën DS4, potete cercare una foto su Google. Ecco, la macchina praticamente ha la parte anteriore, il cofano anteriore è accartocciato, soprattutto sul lato destro, che è quello che ha centrato la povera signora De Astis. C'è sul lato destro si possono notare intanto gli sportelli aperti, lasciati aperti perché sono scappati, e si è addirittura rotto quello che una volta era il deflettore nei finestrini, questo triangolino di vetro che si trova nell'angolo in basso dello sportello anteriore. La macchina manca del paraurti, che è letteralmente andato in pezzi. Ripeto, il cofano anteriore è accartocciato, quindi intanto andava forte. Secondo, sul lato destro c'è il faro anteriore che è completamente esploso, scoppiato, mentre quello sinistro è ancora integro, perché è sul lato destro che è stato l'impatto. E poi per terra ci sono ancora c'è un pezzo di un segnale di divieto di sosta e un pezzo del paraurti anteriore. Quindi provate a immaginare a quanto andavano. Secondo me andavano minimo a una settantina di chilometri all'ora, minimo. Comunque. Allora a questo punto, siccome la giustizia italiana nei fatti non può fare assolutamente niente, allora noi andiamo a vedere che cosa dice Simonetta Matone che, come tutti voi sapete, oltre a essere una deputata della Lega, è un ex magistrato e anche una giurista di valore che ha più di 40 anni di servizio all'attivo, quindi sa quello che sta dicendo. E intervistata da Patrizia Floderreiter, dice sbagliato rimandarli nelle loro famiglie. L'ex magistrato, oggi deputato della Lega, serviva un segnale forte, andavano allontanati. Sul banco degli imputati ci sono genitori che hanno insegnato a rubare una macchina e guidarla. Chi li giustifica pure all'interno dei tribunali accetta la legge della giungla. E allora cosa dice la Matone? Dice: in base all'esperienza maturata, secondo lei è possibile un reinserimento sociale e virtuoso dei ragazzini nel caso in cui venisse deciso di lasciare che siano i genitori a occuparsi di loro? È molto difficile, andava dato un segnale forte. In prima battuta andavano allontanati dalle famiglie, nella mia carriera ne ho allontanati a centinaia ed era una battaglia improba perché avevo sempre tutti contro. Quando è giustificato anzi doveroso l'allontanamento? Tutte le volte in cui esiste una situazione di degrado, come quella in cui vivono i 4 minori, così pure davanti a una manifesta incapacità genitoriale, in presenza di reati gravissimi come quelli che hanno commesso i bambini rom. Un momento che scusate un attimo, un problema tecnico. Ecco qua. Ora dovrebbe funzionare. Andiamo avanti. Il passaggio successivo? Devi stabilire un reinserimento sociale controllato dal pubblico ministero e dai servizi sociali, non dai genitori. Il procuratore del Tribunale dei minori di Milano, Luca Viola, ha detto che non si trovano comunità di rieducazione dove far andare i ragazzi. Gli autori di reati dove si collocano allora? Esistono le case famiglia da sempre, ce ne sono tante, accolgono i bambini maltrattati dai genitori. Il PM invece ha deciso di riaffidare i rom alle rispettive famiglie. Messaggio sbagliato? Sul banco degli imputati non devono stare bambini che hanno 13, 12, 11 anni,
ma i genitori che hanno insegnato a rubare una macchina, a guidarla, eppure i 4 sono stati restituiti proprio a loro. Il problema è che tutti parlano dei Rom senza nulla sapere di quella comunità che io invece conosco bene. Un universo basato sullo sfruttamento di donne e minori, che si fonda sul crimine e dove per i bambini lavorare è uguale a rubare. Non lo dico io, bensì le consulenze tecniche quando vengono fatte. O si smantella questo assetto o non c'è soluzione. Le 9, noi ci fermiamo, pausa e poi ascoltiamo Gino Paoli, Sapore di mare 1900, Sapore di sale, scusate, 1963. A tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, alle 9, 3 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Questo era Gino Paoli con Sapore di sale, anno di grazia 1963, è proprio la classica canzone ferragostana. Domani proprio andiamo nell'ombelico dell'estate, le ferie augustales volute dall'imperatore Augusto e poi divenuta la festa dell'Assunta in virtù della teoria del sacro furto cattolico. E naturalmente domani, come sempre, l'Italia si fermerà quasi del tutto. Se potete, domani sera date un'occhiata a Il sorpasso di Dino Risi, grandissimo film
ambientato nel Ferragosto del 1962. Va bene, qui invece parliamo di un altro genere di sorpasso, anzi proprio di un sormontamento in gergo tecnico. La povera signora Cecilia De Astis, falciata da questi 4 rom, 4 bambini praticamente, perché 13, 12, 11 anni, 4 bambini, i quali si sono giustificati dicendo che secondo loro la macchina non frenava bene e quindi ho preso la signora. Vi stavo leggendo l'intervista all'onorevole Simonetta Matone, che sulla Verità viene poi incalzata e giustamente lei dice delle cose che lascio alla vostra valutazione. Ma diciamo che siamo ampiamente in sintonia. Come hanno dichiarato avvocati interpellati dalla Verità, i tribunali dei minori sono propensi a giustificare la specificità dei Rom, che non accettano assimilazione né inclusione, riconoscendoli portatori di una specificità culturale. Il rispetto per la differenza etnica, che non esiste perché i Rom sono come noi, così pure il rispetto per una cultura diversa, non vuol dire dover rispettare la legge della giungla. Non si può accettare la violazione dei diritti umani, la cultura del più forte tipica dei Rom. Difficile poi credere che un bambino possa crescere bene senza servizi igienici, in mezzo alla sporcizia e ai topi, in roulotte fatiscenti, con mamma e papà che entrano ed escono di galera. Risposta della Matone: i campi nomadi devono esistere soltanto se autorizzati e controllati dal comune, perché solo in questo modo i servizi sociali possono verificare le condizioni in cui vivono i bambini e se ne vanno a scuola. Se consenti accampamenti spontanei, perdi il controllo del territorio. Bene ha fatto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara a triplicare le pene per chi non manda i minori a scuola. L'evasione dell'obbligo scolastico è il primo campanello d'allarme. In Campania, su 5.000 giovanissimi che non andavano a scuola, 3.200 ci sono tornati, molti sono rom. Bisogna usare le maniere forti, ma con saggezza. C'è modo di agire sulle madri di bimbi che hanno commesso un simile crimine? Ma se sono loro che insegnano ai bambini a rubare? In un contesto così criminogeno va limitata la responsabilità genitoriale di mamma e papà. Si sta usando la scusa dei social per giustificare i comportamenti violenti dei giovani, ma qui stiamo parlando di minori che vivono in un contesto fatto di furti, illegalità, assenza di regole civili. Infatti i social non c'entrano nulla. Quello che mi turba è che il Tribunale per i minorenni di Milano abbia fatto portar via un bambino dopo 4 anni e 6 mesi che viveva con una coppia per consegnarla a una nuova famiglia e trovando tutto ciò legittimo, mentre la procura restituisce i bambini rom alle famiglie che poi scappano. I genitori dei minori, se nullatenenti, non potranno rispondere civilmente e i familiari della povera signora uccisa non avranno nemmeno un risarcimento. Sul versante penale c'è almeno la certezza che gli adulti possano rispondere per qualche incriminazione? No. Le corresponsabilità sono solo civile e amministrativa. Non intravedo possibilità di risarcimento, le famiglie risulteranno prive di mezzi. Bisognerebbe muovere nei loro confronti una causa civile per averli educati in questo modo, ma la vedo poco praticabile. Nessun ristoro, nessuna pena, forse nemmeno l'allontanamento forzato dei minori dalla realtà rom. Nessuno paga per la morte di quella povera signora? L'unico aspetto positivo è che finalmente si potrebbe aprire un dibattito serio su che cos'è la genitorialità e che cosa è l'esercizio della responsabilità territoriale. Occorre riflettere sui guasti provocati dalla cultura solidaristica e permissivista. Siamo arrivati al punto che i bambini rubano un'auto sicuri di farla franca, uccidono una donna e poi possono sparire perché vengono ridati alle famiglie. 340-670-9659 se volete intervenire. Mirella Molinaro, sempre sulla Verità, ci spiega anche un pochettino com'è la situazione. E quindi baraccopoli, occupazioni abusive, in Italia decine di ghetti da incubo. Si trovano spesso nelle periferie delle grandi città da nord a sud e all'interno vi regna il degrado più totale. Situazione esplosiva nel napoletano, dove i rom si impossessano degli alloggi pubblici. Criticità pure a Roma. E infatti cosa scrive Mirella Molinaro? Una delle situazioni più critiche è quella della Campania. Diversi sono i campi rom formali. Nello specifico ci sono quello di Secondigliano con 300 residenti, quello di Via del Riposo 123 residenti, quello di Cupa Perillo 200 residenti.
Poi risultano ad Afragola, quello di Salicelle, 30, a Casoria, Cantariello con 90 residenti, Caivano, 53 rom ospitati in via delle Cinque Vie. Oltre 150 sono invece i nomadi del campo di Giuliano, ma quelli in cui si registrano più episodi di violenza e illegalità sono i campi rom abusivi presenti in diverse zone di Napoli. 3 a Gianturco, 5 zona Barra, 2 località pianura. Altra situazione allarmante è quella delle baraccopoli a Giuliano, sempre in Campania, circonvallazione Qualiano, 50 residenti, via Carrafiello, 385 residenti. Ma a Napoli uno dei fenomeni più preoccupanti è anche la presenza dei rom nei terreni presi in affitto come abitanti dei Bassi, in particolare a Forcella e Rione Sanità. Spesso occupano anche immobili di edilizia residenziale pubblica. Secondo recenti dossier, a Roma sono attivi per esempio i campi rom Salviati, 430 residenti, Candoni, quartiere Magliana, 540, Castello Romano sulla via Pontina, al confine con Pomezia, 370 residenti, Gordiani e Salone, 220 residenti circa a testa. Situazioni critiche si registrano anche nelle baraccopoli romane, San Basilio, 70 residenti, Arco di Travertino, 46. Sotto i riflettori della cronaca è finito più volte il campo rom di Scordovillo, che si trova alla Mezzia Terme, in Calabria, dove si registrano spesso episodi di violenza e criminalità. Nel campo ci sono oltre 416 nomadi. La baraccopoli di Scordovillo confina con l'ospedale Giovanni Paolo II, da cui è separato da un terrapieno della ferrovia. Si tratta di un'area pubblica comunale. Qui dal prossimo settembre dovrebbe partire la bonifica. Il campo di Scordovillo è stato spesso oggetto anche di polemiche e di battaglie politiche dopo che numerosi episodi di cronaca hanno visto mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e anche del personale sanitario in servizio all'ospedale. Per restare in Calabria ci sono altri insediamenti rom. Cosenza, un insediamento informale e un centro d'accoglienza, 620 rom circa. Altro insediamento a Gioia Tauro con circa 60 presenze in via Asmara. Puglia, il quadro a 230 nomadi a Panareo, Lecce, 250 a Borgo Arpinova, Foggia, 125 a Iapigia, a Bari. Visto che è stato evocato il ministro Valditara, noi adesso alle 9:12 minuti e 5 secondi lo andiamo a trovare su Libero. Eccolo qua, Libero, andiamo a pagina 2. E il ministro Valditara giustamente si incazza di brutto e fa anche bene. E lui manda questa lettera a Libero e dice alcune cose. Nella discussione, nata dall'uccisione di Cecilia De Astis, scrive Valditara a Libero, si gioca una differenza fondamentale tra chi usa la categoria del buonsenso e chi quella dell'ideologia, fra chi parte dalla realtà e chi ne prescinde. Il primo punto è tornare a giudicare, essere capaci cioè di dare giudizi di valore sui comportamenti. L'atteggiamento di chi vive di espedienti, furti, illegalità, violazione dell'obbligo scolastico è sbagliato, va condannato, conseguentemente sanzionato, senza se e senza ma. Non è colpa dello Stato, della società, di questo o quel governo, o magari della destra che esclude, come recita il mantra progressista. È colpa di chi si è comportato in quel modo. E innanzitutto quella condotta va stigmatizzata a livello sociale. Se si parte da questo presupposto, occorre poi saper tirare le conseguenze. Non si può consentire che persone o gruppi di persone a qualunque etnia, nazionalità, cultura appartengano, pratichino in modo sistematico e organizzato comportamenti come accattonaggio, furto, rapina, sfruttamento dei minori, evasione dell'obbligo scolastico. Non si può tollerare che in Italia ci sia chi pensa di poter vivere in questo modo. La svolta è innanzitutto culturale. La consapevolezza che esistono comportamenti buoni e comportamenti cattivi, comportamenti accettabili socialmente e altri condannabili, e che la responsabilità è innanzitutto di chi li tiene, non di altri o di altro, e che di quei comportamenti si deve rispondere. A chi educa i figli facendoli vivere nel degrado, nello sfruttamento, nell'illegalità, va tolta la potestà. Ovviamente poi ci vogliono comunità attrezzate per educare e crescere questi giovani. La vera svolta parte però dalla scuola. A questo proposito, per la prima volta si sta facendo sul serio. Col decreto Caivano la violazione dell'obbligo scolastico è un delitto che costa caro, fino a 2 anni di reclusione. Prima c'era solo una sanzione amministrativa fino a un massimo di 30 euro. E la procedura prevista responsabilizza le scuole, i comuni, la magistratura. A Napoli e provincia, dove l'evasione era molto alta,
si sono ottenuti risultati eccellenti. Su 7.359 casi di evasione dell'obbligo scolastico, a conclusione dell'iter previsto dal decreto governativo, che comporta tra l'altro l'obbligo di segnalazione da parte dei presidi ai comuni con conseguente dovere di ammonimento da parte dei sindaci ai genitori, 5.550 giovani sono tornati a scuola. A Giuliano circa 200 ragazzi rom frequentano ora le lezioni. Le attività di coordinamento svolte negli ultimi 2 anni scolastici, che hanno coinvolto a vario titolo governo, comune, regione e procura per i minori, hanno permesso di incrementare il numero e percentuale di bambini inseriti nelle scuole. In alcuni casi la scuola tradizionale non basta. Probabilmente non sempre è infatti possibile la semplice integrazione nelle classi esistenti. Ci vogliono docenti che sappiano dialogare e interagire con giovani cresciuti con valori, mentalità, abitudini molto diversi. Laddove i plessi scolastici siano distanti, si devono organizzare attività scolastiche realizzate in prossimità di campi regolari e stanziali con docenti specializzati e valorizzati economicamente, perché insegnare in certe condizioni complesse richiede una preparazione particolare. I campi illegali vanno invece chiusi, chi vuol stare in Italia deve accettare di vivere in campi legali, il che consente, tra l'altro, l'iscrizione dei minori nei registri scolastici. Insomma, dice Valditara, lo Stato non può arrendersi. È necessaria una vera integrazione che non si fa con l'ideologia e con le chiacchiere o con le false accuse di razzismo, ma con una svolta culturale e provvedimenti coraggiosi. Noi abbiamo iniziato e siamo determinati ad andare avanti. Ecco, io ho sbagliato a dire che Valditara si incazza furiosamente, cioè, vedete, non sono parole frutto dell'indignazione, della rabbia o della stizza, sono parole frutto in fondo del buon senso. Quello che in questo paese per troppo tempo abbiamo dimenticato, troppo tempo. È vero o no? Lo chiedo a voi. 340 670 9659. Andiamo a vedere però Salvini, perché anche Matteo Salvini dice la sua su questa vicenda. Aspettate un attimo che andiamo su Il Giornale. Ecco qua. Pagina 9 del Giornale. Salvini, campagna contro i buonisti, basta tolleranza sui campi rom. Il leader della Lega sferza la sinistra, chiede interventi immediati ai servizi sociali. Il PD rimbalza l'accusa, tocca al governo e al Viminale. E allora Salvini dice: dal centrodestra si leva una condanna unanime, il dramma è l'ennesima conferma, sostengono Lega e Fratelli d'Italia, del fallimento delle politiche di integrazione e della gestione dei campi nomadi, accusati di essere sacche di illegalità. Matteo Salvini, tra i primi a denunciare la gravità dell'accaduto, appunto la morte della signora De Astis, chiede interventi immediati da parte dei servizi sociali per allontanare i minori da contesti familiari giudicati inadatti. Non si può far finta di niente. Quanto avvenuto a Milano è grave. Serve agire subito con l'intervento dei servizi sociali, troppo spesso cauti quando ci sono di mezzo famiglie che vivono nelle roulotte o nelle baracche, per intervenire su quei bambini e metterli in condizione di non ripetere i gravissimi reati appena commessi. Basta con la tolleranza e il buonismo nei confronti dei Rom e di gente che è davvero difficile definire genitore, scrive il leader della Lega. In tutto questo, aggiunge, sorpresa e tristezza per quei politici e giornalisti di sinistra per cui il problema principale di tutta la vicenda non sono minorenni ladri assassini o famiglie rom assenti, ma la Lega e Salvini. Silvia Sardone, vice segretario del partito, propone un gesto simbolico, candidare Cecilia De Astis all'Ambrogino d'Oro alla memoria, mentre per Lara Magoni, eurodeputata dei Fratelli d'Italia, il caso mette a nudo l'ennesimo fallimento della sinistra e dell'UE, accusate di aver investito inutilmente in politiche di integrazione che non hanno prodotto risultati. Secondo Magoni, la responsabilità non può ricadere solo sui minori, ma anche sulle famiglie che li crescono nel disprezzo delle regole, sfruttando la loro non imputabilità penale. Da qui l'appello per la chiusura immediata dei campi e l'allontanamento dei bambini da famiglie criminali. Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia ed ex vice sindaco, punta il dito contro l'amministrazione comunale, chiedendosi dove fossero i servizi sociali al momento del dramma. Serve un approccio serio come quello delle giunte Albertini e Moratti. Sala parla di interventi, ma sono solo operazioni di facciata. Il sindaco di Milano ieri ha chiamato i figli di Cecilia De Astis, mentre a partecipare ai funerali sarà l'assessore Gaia Romani. Dal PD
Replica Lia Quartapelle: la responsabilità dell'ordine pubblico è del ministro dell'interno. Se Salvini fosse una persona seria chiederebbe conto a Piantedosi. Intanto la Lega lancia una nuova campagna di affissioni, obiettivo valorizzare il decreto sicurezza, e visto che la giunta di centrosinistra di Roma ha deciso di censurare i manifesti affissi nella capitale perché sgraditi, è in preparazione una nuova campagna estiva con fotografie reali diffuse entro fine agosto. Tra le immagini in questione quella dell'eurodeputata Ilaria Salis, che compare in una card legata al tema delle occupazioni abusive. Questa volta la sinistra censurerà la realtà? E il vice segretario leghista Roberto Vannacci taglia corto. Basta ipocrisie, basta buonismo. Quei bambini vanno tolti da un ambiente che li condanna a ripetere gli stessi reati e vanno messi in condizione di costruirsi un futuro diverso. Allora, qui a sto punto uno dice, va bene, queste sono le reazioni della politica, queste sono le osservazioni di un ex magistrato di carriera la cui qualità è fuori discussione, quale Simonetta Matone, che come tutti sanno è una persona estremamente seria. Valditara, altra persona seria, dice puntiamo sull'obbligo scolastico applicato come Dio comanda e vedete che li leviamo dalla strada. Dopodiché uno dice vabbè, e poi si può fare qualcos'altro? La risposta arriva sempre qui da che pagina è? 9 del Giornale, perché in Piemonte le cose vanno un pelo diversamente. State un po' a sentire. Il collega Andrea Indini: Piemonte, la sinistra alla fine si arrende, perché questo è un testo in vigore dal 2020, sanzioni per chi sosta in camper e roulotte. La legge regionale vieta di superare le 48 ore, i Dem la usano. Alla fine anche la sinistra più buonista, quella per intenderci che in campagna elettorale va in giro a predicare dialogo e accoglienza, finisce prima o poi per sbattere il muso contro la realtà. E la realtà è che se si vuole riportare la legalità negli insediamenti abusivi dei nomadi, se si vuole allontanare camper e roulotte una volta per tutte, bisogna usare il pugno duro. Prendiamo l'esempio del Piemonte. Dal 2020 esiste la cosiddetta legge Marrone, una legge che prende il nome dall'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone, che andando a modificare un'altra legge regionale, quella sul turismo itinerante che disciplina campeggi e modalità di sosta, ha introdotto la diffida e il sequestro di camper e roulotte qualora stazionino in aree non adibite per oltre 48 ore. Il meccanismo è tutto sommato molto semplice. Quando la municipale arriva sul posto emette una diffida che impone al nomade di lasciare il territorio comunale. Qualora questo non dovesse ottemperare all'atto, scatta immediatamente il sequestro del mezzo. Quando abbiamo approvato la legge in Consiglio regionale, la sinistra gridava al razzismo e alla repressione, ricorda l'assessore Marrone. Ma oggi a Torino è un'amministrazione comunale a guida Partito Democratico ad applicare la nostra norma per smantellare gli accampamenti abusivi, e addirittura ad averci chiesto nei tavoli sicurezza in prefettura di inasprirla, aggiungendo la previsione della confisca al sequestro, cosa che abbiamo fatto con piacere e tempi record. Nell'ultima legge di riordino approvata il mese scorso è stata infatti introdotta anche la confisca amministrativa dei mezzi ai sensi del nuovo codice della strada. Si tratta, a conti fatti, di un'ulteriore misura di dissuasione verso chiunque intenda installarsi abusivamente. In molti casi, dal 2020 a oggi, la diffida è stata sufficiente a far sparire i camper, ma in alcuni casi si è dovuto ricorrere all'uso del carrattrezzi. Come ci spiega Marrone, la legge è pienamente operativa. A Torino ha già permesso lo sgombero degli accampamenti nel Cimitero Sud, Villaretto, via Monteverdi, Falchiera, piazza Crispi, Corso Salvemini, Parco di Vittorio, via Boston. Non solo. Recentemente, applicando sempre quella legge, un'operazione contro i camper abusivi nella zona Mirafiori Nord ha permesso lo sgombero di un accampamento di nomadi che si erano stanziati nell'area esterna di un parcheggio. In Piemonte abbiamo dimostrato che l'abusivismo rom può essere combattuto in maniera concreta, conclude Marrone. Sono sicuro che presto anche tanti colleghi di altre regioni approveranno norme come questa. E dunque qualcosa a livello giuridico si può fare. Ma c'è un altro fatto. Sapete tutti che questi ragazzini non pagheranno niente. Perché? Perché purtroppo per la legge italiana sotto i 14 anni non sei penalmente perseguibile.
E allora c'è qualcuno che fa una proposta ed è il professor Alessandro Bernasconi, ordinario di procedura penale all'Università di Brescia, quindi non mio cugino o uno che sta bevendo mezzo litro di vino alla bocciofila, con tutto il rispetto per la bocciofila, ma un cattedratico, e qualcuno comincia a dire abbassiamo l'età per la responsabilità penale a 12 anni. Come in altri paesi, dice il professor Bernasconi, è necessario adeguare la legislazione minorile alla realtà. La soluzione, quindi abbassare l'età per essere penalmente perseguibili a 12 anni, la soluzione allineerebbe l'Italia agli ordinamenti di paesi evoluti quali Canada, Olanda e Irlanda. Si aggiunga che in Inghilterra si può finire davanti al giudice all'età di 10 anni, in Scozia 8. Sul piano culturale, per talune teorie criminologiche, appare non più dilazionabile l'abbassamento del limite d'età ai fini di imputabilità di soggetti minori. Questa scelta di politica criminale adeguerebbe la legislazione minorile alla realtà dei fatti. Importante sottolineare che l'utilizzo degli infraquattordicenni per compiere reati è fenomeno radicato non solo nelle aree urbane e suburbane del meridione, ma anche in molte grandi città del nord. Nel milanese si pensi alle isole extralegali dei Campi Rom, riportate alla ribalta dal recente fatto di cronaca, cioè la morte della signora De Astis, nonché alla partecipazione attiva di infraquattordicenni ai furti compiuti con destrezza nelle stazioni e luoghi affollati. È imprescindibile quindi una risposta di carattere generale al fenomeno, risposta che in termini legislativi non può che poggiare sull'abbassamento della soglia dell'imputabilità a 12 anni. Ciò vale anche per il contrasto delle baby gang, un obiettivo che potrebbe essere perseguito altresì tramite il divieto d'applicazione della diminuzione della pena nei confronti dei minori resisi responsabili di reati riconducibili alla criminalità organizzata. La proposta ad abbassare la soglia dell'imputabilità dei minori è peraltro una novità relativa. In passato la Lega e altre forze politiche si fecero promotrici di iniziative in tal senso. In sintesi, essa sarebbe coerente con plurime istanze provenienti dal mondo della giustizia penale, conforme alle scelte di altri paesi occidentali, rispettosa della necessità di un intervento riformatore della giustizia penale minorile. Un tentativo di ripristino della legalità, come quello fin qui descritto, muove dal presupposto che la realizzazione dello Stato debba essere adeguata e aggiornata alla evoluzione degli eventi criminosi. E una strategia di siffatto genere non può tollerare nella propria cornice l'esistenza di enclave, territori completamente chiusi e refrattari al rispetto della legge, quali sono i campi rom. La scelta amministrativa corretta, che non postula interventi legislativi, sarebbe quella di sgomberarli e chiuderli. Le opzioni tratteggiate in queste righe sono tutte coltivabili. Trattasi solo di volontà politica. Voi che cosa ne dite? 340 670 9659. Intanto si sono fatte le 9:27 minuti e 52 secondi e noi chiudiamo questa cosa, questa ampia pagina sulla vicenda dei Rom, con una notizia che arriva dalla Germania, perché tra l'altro ieri Walter, ma anche Veltroni, scriveva su Repubblica che lui non si sente sicuro in Italia, che la destra fa questa narrazione di paura e così via. Bene, primo piano di Italia Oggi, c'è da Berlino Roberto Giardina, il grandissimo Roberto Giardina. Sapete qual è diventato il primo partito in Germania? L'AfD, ha scavalcato Merz. I socialisti e SPD sono invece al solo 13%. Per i sondaggi il partito di estrema destra sale ancora di 2 punti e arriva al 26, signore e signori. L'AfD, scrive Giardina, al primo posto scavalca CDU-CSU del cancelliere Merz. I sondaggi, nonostante le vacanze, si susseguono e secondo la Forsa, uno dei più seri istituti demoscopici, il partito dell'estrema destra sale ancora di 2 punti fino a quota 26%. Era avvenuto già lo scorso aprile, ma in primavera i cristiano-democratici erano al 28, alla vigilia di Ferragosto sono precipitati al 24. L'SPD, alleata al governo, è scesa al 13. Insieme i due partiti sono al 37. Se si votasse domenica non avrebbero più la maggioranza, 326 seggi. I Verdi sono alla pari dei socialdemocratici, la Linke all'estrema sinistra invece all'11.
Altro dato preoccupante, il 25% si astiene, percentuale record. Alla vigilia delle elezioni nel 21 si era sotto il 18. A 100 giorni dalla nascita del governo, il 5 maggio, Merz è bocciato dalla maggioranza dei tedeschi. Sono delusi gli elettori e anche gli imprenditori. Merz non ha ancora presentato un piano per uscire dalla crisi e la produzione industriale è calata dell'1,9%. Nell'industria si sono persi 30.000 posti di lavoro, si temono altri licenziamenti nel settore automobilistico. In luglio i disoccupati erano 2.979.000, 65.000 in più rispetto a giugno. A luglio il 37% degli imprenditori è in difficoltà perché riceve meno ordini. E ancora, già che ci siamo, la nostra pazienza è sempre più debole, dichiara Rainer Dulgert, 61 anni, presidente dell'Associazione dei datori di lavoro. Il nostro Stato sociale deve essere risanato. La Germania ha bisogno di riforme radicali per quanto riguarda pensioni, reddito di cittadinanza, sanità, assistenza agli anziani. E chi lavora alla fine deve ottenere un reddito netto più alto. Solo così potremo uscire dalla crisi. Il reddito deve salire non per aumenti di stipendio, ma tagliando tasse e contributi. In campagna elettorale Merz aveva annunciato riforme che avrebbe realizzato al più presto, ma non ha mantenuto la promessa. Aveva lasciato la politica 15 anni fa per contrasti con la Merkel, che secondo lui andava troppo a sinistra. Si è data agli affari con successo, è diventato milionario, ma nei consigli d'amministrazione partecipava come avvocato. Non è un manager che può decidere da solo. Al momento buona parte dei deputati socialdemocratici l'accusano di essere troppo conservatore e neanche i suoi cristiano-democratici sono compatti. Quindi, come vedete, in Germania poi diciamo che quando la confusione è troppa, naturalmente poi c'è chi chiede l'arrivo del Castigamatti. Pausa e ci sentiamo Gianni Morandi, Se puoi uscire una domenica sola con me, del 1964, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se vuoi uscire una domenica sola con me, mi porterò la 500 di papà, t'aspetterò col batticore e sai perché ti porterò con gli amici. No, 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 a ballare. No, 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 sulla spiaggia, ma soltanto per baciarti in riva al mare. Mare, mare, mare. Di pure ai tuoi che viene Elvira insieme a noi, di lei si fidano di certo, ma non di me, poi dopo un po' la scarichiamo e sai perché ti porterò con gli amici. No, 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 a ballare. No, 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 sulla spiaggia, ma soltanto per baciarti in riva al mare. Mare, 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 mare. Se vuoi uscire una domenica sola con me, mi porterò la 500 di papà, t'aspetterò col batticore e sai perché ti porterò con gli amici. No, 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 a ballare. No, 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 sulla spiaggia, ma soltanto per baciarti in riva al mare. Mare, mare, mare. Di pure ai tuoi che viene Elvira insieme a noi, di lei si fidano di certo, ma non di me, poi dopo un po' la scarichiamo e sai perché ti porterò con gli amici. No, 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 a ballare. No, 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 sulla spiaggia, ma soltanto per baciarti in riva al mare. Mare, 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 mare. Se vuoi uscire una domenica sola con me, sì, io porterò la 500, quella rossa di papà, sì. No, il vino no, non ce ne facciamo, non lo vogliamo. Chi lo vuole? Niente, no, 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 andiamo.
Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva. Chi di voi ha fatto la parte di Elvira come cantava Gianni Morandi nel 1964 con Se puoi uscire una domenica sola con me? Già, lui usciva con la 500, si portava la fidanzatina appresso, Elvira che era di contorno, poi si poteva andare a prendere un ghiacciolo evidentemente. O magari Elvira approfittava della sua nomea di brava ragazza per andare a incontrare probabilmente un fidanzato, chi lo sa, questi erano questi misteri della Prima Repubblica che non hanno avuto per il momento soluzione. Un giorno chiederemo conto a Gianni Morandi di questa cosa, immenso Gianni Morandi. Le 9:35 minuti e 22 secondi, la rassegna stampa di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, adesso chiusa questa parte dedicata, ahimè, all'orrendo fatto di Milano, noi passiamo a... Che caldo, ragazzi. Ma secondo voi quando finirà? Ecco, ve lo dico subito. Ora vi leggo qui da ADN Kronos. Ecco qua, dovrei rifarcela ad aprire la pagina, sì, perché naturalmente, eccolo qui. Caldo record, canicola infernale con l'anticiclone africano e quando finisce? Dai, speriamo bene. Italia nella morsa di un caldo record e temperature roventi, una settimana infernale di questa di Ferragosto con l'anticiclone africano Caronte. Ma quando finisce? Lorenzo Tredici, meteorologo responsabile media del Meteo.it, prova a rispondere a questa difficile domanda analizzando le elaborazioni di tutti i modelli meteorologici a disposizione. In meteorologia si usano modelli deterministici, probabilistici e con intelligenza artificiale. Tutti e tre i tipi di modelli convergono verso una data più o meno precisa per la fine di Caronte. Tra il 20 e 21 agosto il caldo dei 40 gradi al giorno e i 30 della notte sarà un lontano ricordo. Si tratta dunque di aspettare metà della prossima settimana, ma qualche refolo più fresco arriverà già domenica. Il nord Italia già da martedì 19 respirerà. Al centro è probabile che dovremo aspettare mercoledì, mentre al sud un cambiamento è previsto giovedì 21. Va detto comunque che il sud non è stato colpito da Caronte. Questo anticiclone infatti ha avuto e avrà ancora per qualche giorno i propri massimi di pressione e di caldo tra Francia e centro-nord Italia. Proprio sulle regioni del centro tirrenico, in Liguria, a tratti in pianura padana, si sono registrati gli eccessi più evidenti. Ricordiamo infatti che registrare 5 giorni di fila con massime sui 40 gradi in Toscana, specie nel Fiorentino, minime di notte sopra i 32, specie in Liguria di Ponente, non è normale. Si tratta di un altro segnale estremo di riscaldamento globale in Italia. Vediamo ora il dettaglio. Giovedì 14, al nord, sole e caldo africano, temporali più presenti sulle Alpi. Al centro, sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna e zone vicine. Al sud, sole e caldo, temporali su rilievi e zone vicine. Venerdì 15, al nord, sole e caldo intenso, temporali sulle Alpi centro-orientali. Al centro, sole e caldo intenso, temporali in montagna. Al sud, soleggiato, ma con frequenti temporali nel pomeriggio. Sabato 16, al nord, sole e caldo intenso, temporali più presenti sulle Alpi. Al centro, sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna. Al sud, temporali diffusi in Sicilia e Appennini, zone vicine. Tendenza: temperature in diminuzione da domenica, perturbazione atlantica da mercoledì 20. Coraggio, manca poco, manca ancora poco. Tenete duro, mi raccomando, ce la faremo, ne usciremo vivi da questa bolgia di caldo porco e sopravviveremo. Allora, abbiamo un po' di zappe in arrivo qui. Dunque, buongiorno Antonino, grazie per essere con noi anche a Ferragosto e poi mi suggerisci un programma per bloccare la pubblicità. Buon lavoro Enrico da Parma. Intanto buona giornata a te Enrico, ma guarda, io sono contento perché
francamente, ma dove dovevo andare? Su una spiaggia a fare casino? Non lo so. Io mi trovo bene così. Non so voi, ma io sì. E poi mi piace molto l'idea che questa trasmissione e anche Capitaneria di Porto, insomma, vi tengano un po' di compagnia. Mi rivolgo soprattutto a chi è solo in queste giornate. La radio crea una comunità. Quindi vorrei dirvi una cosa: voi non siete soli, proprio perché c'è la radio, proprio perché ci siamo tutti noi. Noi non ci conosciamo, non ci siamo mai visti in faccia, è come sedere a un tavolo al buio, però siamo una famiglia, siamo una comunità, quindi nessuno di voi è solo quando è davanti all'apparecchio radio, non abbiate paura. Nessuno dovrebbe sentirsi al di sopra delle regole, quindi legiferare per porre rimedio, sono d'accordo. Gino Paoli, che ho conosciuto in diverse occasioni, mi diceva che nella sua esperienza politica col PC in Parlamento era un disastro e buttar via tempo e competenze. Maurizio. Ancora, ciao Antonino, testimonianza del guidatore di 14 anni in un italiano stentato, basta questo per capire il livello di integrazione di quell'etnia. Walter, no, 13, no 14, se no finiva imputato. Pietro, Antonino, io sono sicuro che se dovessimo regalare Lampedusa alla Germania, Francia o Spagna, le navi ONG arriverebbero tutte a Pantelleria. L'obiettivo è portarli tutti in Italia, Pietro. Ma guarda, la Spagna, tu mi stuzzichi e io ti rispondo. La Spagna qualche anno fa ha approvato una leggina che stabilisce che se tu sei una ONG e porti i migranti in Spagna, quando invece c'hai il porto più vicino a 10 miglia, 20 miglia e così via, di distanza, non sto parlando di 20 miglia il paese, a 20 miglia marine di distanza, cioè circa 40 chilometri. Ecco, se tu invece fai rotta per la Spagna e li sbarchi in Spagna, ti becchi 900.000 euro di multa. Che volemo fa? Questa è la situazione. Per cui, sai, Pietro, detto ciò, questa è la situazione, insomma. Purtroppo è questione di quello che diceva prima chi ci ha scritto prima, perché è proprio questione del fatto che nessuno in una nazione di diritto può essere al di sopra delle leggi. È un principio semplicissimo da applicare e da far rispettare, sia chiaro. Va bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione e naturalmente adesso passiamo a dare un'occhiatina alla questione ucraina. Poi dopo le 10:05 apriamo il telefono. Vorrei sentire un po' voi come state, non solo a commentare i fatti di oggi, vorrei che mi raccontaste insomma il vostro Ferragosto. Poi ci ritroveremo lunedì 18 perché naturalmente Ferragosto è venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 la radio si ferma, per cui noi ci ritroveremo alle 8:30 per la rassegna stampa di lunedì. Ok, allora, noi andiamo avanti, eccolo qua. Cosa vuole fare Donald Trump, visto che domani ci sarà questo incontro tanto atteso, ma abbiamo sentito dire prima, sarà un esercizio di ascolto. Poi ieri sera Trump se ne è uscito dicendo Putin state attento perché finisce male. E allora c'è Viviana Mazza per il Corriere della Sera che scrive: i leader europei, persone grandiose che vogliono un accordo, ha scritto Trump sul suo social Truth poco prima della videoconferenza di ieri con gli alleati e Zelensky, preoccupati di stabilire le loro linee rosse rispetto all'incontro del presidente americano con Putin in Alaska. Il summit di Ferragosto, secondo quanto riferito da fonti della Casa Bianca, dovrebbe avvenire nella base militare USA di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, che durante la guerra fredda ha giocato un ruolo strategico nel monitoraggio e deterrenza dell'Unione Sovietica. Trump ha già detto lunedì che il suo rapporto con l'UE, che ora paga le armi per l'Ucraina, è bellissimo, ma il presidente lamenta su Truth che i media sono ingiusti nella copertura del suo incontro con Putin. Citano continuamente perdenti e gente davvero stupida come John Bolton, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, che ha appena detto che, benché l'incontro sia su suolo americano, Putin ha già vinto. Ma di cosa parla? Stiamo vincendo ovunque. Se ottenessi Mosca o Leningrado gratis, le fake news direbbero che ho fatto un cattivo accordo. Venerdì Trump aveva destato, a parte che
Trump, sei tremendo, cioè Leningrado, si chiama San Pietroburgo ora, Leningrado era quando era Unione Sovietica. Venerdì Trump aveva destato Leningrado, signori. Venerdì Trump aveva destato allarme in Europa quando ha dichiarato che Zelensky, assente in Alaska, dovrebbe prepararsi a firmare qualcosa e ha parlato di scambi di territori. C'è chi teme una seconda Yalta. Nel 1945 USA, Gran Bretagna e Unione Sovietica si riunirono per dividere l'Europa dopo la sconfitta dei nazisti, consegnando l'Europa dell'Est ai sovietici e smembrando la Polonia senza che questi paesi avessero voce in capitolo. Ma negli ultimi giorni la Casa Bianca ha cercato di rassicurare gli alleati, ha ridotto le aspettative sul summit. Potrebbe andare bene o male, ha detto Trump lunedì. Nel primo caso chiamerà Zelensky e gli europei per dir loro che un accordo si può fare. Oppure potrei andarmene e dire buona fortuna a Putin e a Zelensky, buona fortuna, continua a combattere. Trump ha sottolineato che non sta a lui fare un accordo, ma a Putin e Zelensky. Ieri ha affermato che vuole un trilaterale quasi immediatamente. Ha aggiunto che ci saranno conseguenze molto gravi se l'incontro con Putin non si conclude con un cessate il fuoco. Il suo ministro del tesoro, Scott Bessent, ha detto che sanzioni e dazi secondari sono sul tavolo. Alla domanda se pensa di poter dissuadere Putin dall'uccidere i civili, Trump ha replicato: ne abbiamo parlato. Poi vado a casa e vedo che un missile ha colpito una casa di riposo o un palazzo. Perciò penso che la risposta sia no. Una delle paure dei critici di Trump è che non vorrà uscire a mani vuote dall'incontro di Ferragosto e che possa essere motivato ad accettare qualcosa, qualunque cosa, scrive sul New York Times, Masha Gessen, celebre reporter di origini russe, mentre Putin, nel momento in cui entra nella stanza, ha già tutto quello che vuole, più l'opportunità di fare una battuta sull'Alaska come territorio storicamente russo. Putin potrebbe avere interesse a farne uscire Trump bene, cioè con un cessate il fuoco, ma uno dei timori su cui europei e ucraini hanno messo le mani avanti è che Putin gli proponga una tregua in cambio del ritiro di Kiev dal 30% del Donetsk che ancora controlla. Un'altra possibilità è una tregua nei cieli, ridurrebbe i morti in Ucraina, ma i droni sono anche un punto di forza di Kiev. Il segretario di Stato USA Marco Rubio sostiene che la gente deve capire che per il presidente Trump un incontro non è una concessione. Vuole i fatti, vuole guardarlo negli occhi, ha un incredibile istinto per decifrare la natura umana. Ho visto i suoi successi negli accordi commerciali, sempre di persona, è difficile per telefono. È di questo che si tratterà venerdì. Non sarà facile, questa guerra significa molto per Putin e significa molto per gli ucraini che lottano per il loro paese e il loro futuro. Resta l'incognita di un incontro senza consiglieri, affiancati solo dagli interpreti. Non è inusuale tra presidenti, ma il rapporto tra Trump e Putin è sempre stato accompagnato da sospetti. Dopo che si videro nel 2017 in Germania, secondo il Washington Post, Trump chiese all'interprete di consegnargli gli appunti. Dopo un altro bilaterale nel 2018 in Finlandia, Trump citò Putin, dice che non è stata la Russia, per negare le interferenze delle elezioni USA nel 2016. Trump ieri non ha discusso di un recente hackeraggio dei sistemi informatici dei tribunali federali per mano dei russi. Vediamo che succede. Sarà ovviamente è sempre una situazione molto ingarbugliata. Vediamo che cosa accadrà. Le 9:48 minuti e 7 secondi. Vi voglio parlare adesso di quello che è successo a Lampedusa e poi questa cosa incredibile del PD che non vuole gli ebrei alle Olimpiadi, perché poi questi sono quelli che il 25 aprile il nazifascismo anche questo è un atto fascista, per cui voglio dire non è che andiamo tanto lontano. Dunque andiamo a vedere, vi dicevo, la questione Lampedusa e andiamo a pagina, ecco, andiamo sul Tempo. Che caldo ragazzi, ma voi come fate? Ditemi che c'è qualcuno tra voi che mi sta ascoltando nella vasca con l'acqua bella fresca oppure nella piscina, quella gonfiabile. Devo comprarmi, sapete quelle piscine che si trovano nei negozi di fai da te? Quella roba là, mamma mia. Vorrei condurre da dentro una piscina così.
Sveva, ma che ne dici? La facciamo mettere una piscinazza così in radio, una per la regia e una per la conduzione, ma ti immagini che goduria fare la Magari. radio con la piscina? Davvero magari. Ma davvero, guarda, ma no, per carità, c'è l'aria condizionata in studio e funziona anche bene, ma la libidine di una piscina, ragazzi. No, non che io pretenda il daiquiri da sorseggiare tra una cosa e non, questo no. Perché no? Perché no anche quello? E beh, allora tu qui vai a toccare il mio lato più anni '80, cioè allora non voglio solo il daiquiri, voglio pure il materassino come gli Wham nel video di Tropicana dell'83, che cavolo, voglio stare col daiquiri e il materassino in piscina a condurre la radio, sarebbe straordinario. Allora, scusate, è il caldo che mi fa delirare. Pagina 8 di Il Tempo. Un'altra tragedia del mare, naufragio a Lampedusa, i morti sono almeno 27, recuperate 95 persone. 2 barchini partiti dalla Libia, uno in barca acqua, salgono tutti sull'altro, ma col sovraccarico anche il secondo inizia a inclinarsi e alla fine si ribalta. Il naufragio è avvenuto a 14 miglia a sud-ovest dall'isola, dove un elicottero della Guardia di Finanza ha visto gli uomini in mare e ha lanciato l'allarme. L'imbarcazione si sarebbe rovesciata dopo aver accumulato acqua per ore. I migranti finiti in mare sono stati salvati da diverse motovedette di Guardia Costiera e Finanza con lunghe operazioni di Search and Rescue, SAR, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Palermo. I cadaveri sono stati trasportati a bordo dei mezzi italiani, mentre i sopravvissuti sono stati fatti sbarcare nel pomeriggio sull'isola. L'agenzia ONU ricorda che quest'anno sono morti 675 migranti durante le traversate del Mediterraneo centrale, senza contare quest'ultimo naufragio. Anche la Croce Rossa italiana, che gestisce l'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa, ha fatto i primi conti col naufragio, nel quale purtroppo sarebbero coinvolti almeno 3 minori, oltre al neonato morto. Il che ieri sera ha portato il numero totale delle persone decedute a 27. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo per naufragio colposo. Cordoglio è stato espresso dal premier Meloni. Insieme al profondo cordoglio per le vittime e alla pietà per quanti hanno perso la vita, rinnoviamo l'impegno a contrastare questi trafficanti senza scrupoli nell'unico modo possibile: prevenire le partenze irregolari, gestire i flussi migratori. Che la tragedia di ieri, ha detto ancora il Presidente del Consiglio, sia avvenuta nonostante un dispositivo internazionale pronto e operativo, ci avverte che il doveroso intervento di soccorso non è una misura sufficiente e soprattutto non risolve le cause del drammatico problema. Niente da aggiungere. Però appunto vi dicevo, il PD che ci regala sempre lezioni di umanità, accoglienza, eccetera, eccetera, eccetera. Eccoci qui. Il titolo del Tempo è quanto mai emblematico: i nazistelli. Per chi mi segue attraverso la radio, c'è la Schlein che fa la tedofora, mentre alle sue spalle c'è l'Olympia Stadion di Berlino, non quando abbiamo vinto nel 2006 il mondiale, la notte appunto che Materazzi ha fatto gol, eccetera, eccetera. Veramente segnò grosso l'ultimo rigore. Ma ahimè nel 1936, quando al potere in Germania c'era quel porco di Hitler con i baffetti. Ve lo ricordate quel porco? Sì. Ecco qua. Allora, pagina 2 del Tempo: come a Berlino nel 1936, l'ultima follia PD, escludete gli ebrei dalle Olimpiadi. Che già solo a leggere sta cosa io mi prenderei a schiaffi da solo, ma comunque. Il deputato Berruto ha raccolto le firme di 44 parlamentari democratici, 44, no 1, 44. Sospensione di Israele da tutte le competizioni sportive internazionali. Con gli israeliani non si gioca a calcio, manca a pallavolo, escluso che si possano incrociare le racchette persino a ping pong. Il Nazareno si riserva di fornire ulteriori specifiche sul beach volley, gare di biglie sulla spiaggia, tiro alla fune nelle sagre, tuffi dal pattino. Nel dubbio il PD consiglia di controllare se il vicino di ombrellone si toglie la kippah prima di fare il bagno e nel caso evitare assolutamente il confronto, magari rivolgersi prontamente a Francesca Albanese per una denuncia internazionale.
Esagerazioni ferragostane? Non esattamente. Ieri il prode deputato Mauro Berruto, responsabile sport del PD ed ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo, ha emesso la sua personale fatwa. La sospensione di Israele da tutte le competizioni sportive internazionali è un atto dovuto e di responsabilità, recita l'appello sottoscritto da ben 44 parlamentari Dem. Tra i firmatari, rullo di tamburo, trrr, badum, tush, Laura Boldrini, olè, Gianni Cooperlo, olè, Marco Furfaro, Chiara Gribaudo, Matteo Orfini, Sandro Ruotolo, Marco Tarquinio, pensate, Marco Tarquinio che era il direttore di Avvenire, quotidiano dei vescovi, signori. Insomma, il piano nobile del partito, prevalentemente fedelissimi della numero 1. La distruzione dello sport nella striscia di Gaza, argomenta Berruto, non è un effetto collaterale, ma una scelta politica per colpire un popolo anche nello spirito e nella speranza. La sparata del PD trae origine dalla contestazione che sta montando per il prossimo incontro di qualificazione ai mondiali che farà scendere in campo a Udine Italia e Israele. Una partita di calcio trasformata in campo di battaglia. Da settimane è partito un tam-tam della gauche per organizzare proprio a Udine una grande manifestazione pro-PAL. Contro il match, Alleanza Verdi e Sinistra ha promosso una raccolta di firme che ha raggiunto quota 10.000 adesioni. Un incoraggiamento ad andare avanti viene dal PD Ligure. Sosteniamo con orgoglio l'iniziativa di Berruto. Contro la campagna Dem si esprime la vice responsabile esteri di Forza Italia, Isabella De Monte. Sbaglia chi, come il collega PD Berruto, alza la tensione. Lo sport resti fuori dalle guerre, continua a essere ciò che unisce. Non è più il governo di Bibi Netanyahu a essere nel mirino, sono colpevoli tutti i cittadini di Israele. Quelli che praticano o seguono sport, responsabili di essere ebrei o di non essersi dissociati vigorosamente dallo Stato. Una marea montante che la Schlein cerca di intercettare, condividendone persino le posizioni più estreme. È successo anche in molti comuni e regioni amministrate dalla sinistra. Bologna e la regione Emilia-Romagna, Bari e la regione Puglia, un elenco parziale, sono molti gli enti che stanno aderendo, incoraggiati dalla casa madre. Un boicottaggio che in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino, il primo cittadino Lorenzo Falchi, prossimo candidato alle regionali in Toscana per Alleanza Verdi e Sinistra, ha interpretato impedendo la vendita di farmaci made in Israele dalle farmacie comunali. Stessa falsariga della Coop Alleanza 3.0, la più grande catena di supermercati che fa parte del consorzio Coop Italia. Vietate arachidi e taina, al bando gasatori per rendere frizzante l'acqua naturale. Insomma, tutto ciò che l'etichetta indica come prodotto in Israele. Non sarà antisemitismo, come sostiene la segretaria del PD. Resta il fatto che continuano a girare liste di proscrizione che indicano al pubblico ludibrio persino compagni di partito. 2 su tutti, Piero Fassino e Pina Picierno, responsabili di non essersi inchinati alla linea ufficiale e persino di coltivare rapporti politici con sigle e associazioni israeliane. Brutto, brutto, brutto. Non poteva restare indietro il 5 Stelle, che ieri, in una nota dei parlamentari delle commissioni esteri e difesa, attacca ad alzo zero il governo. Si vergogni Tajani, si vergogni tutto il governo Meloni, che rimarrà nella storia come vile complice di un genocidio. Insomma, chissà se almeno il beach volley resterà estraneo alla scomunica, ma mi sa che nemmeno quella, guarda. Ah, Jesus. Poi però non si devono meravigliare se alla Inate c'è stata l'aggressione di un povero disgraziato colpevole di avere la kippah, o a Venezia qualche sera fa 2 americani, lei incinta di 5 mesi, aggrediti e insultati perché ebrei, perché vestiti tradizionalmente da ebrei. Ecco, sono queste cose che alimentano questo odio, peraltro in gente che sono solo dei poveri sfigati che si sentono qualcuno sol perché vanno a urlare a un povero disgraziato colpevole di essere un ebreo, vattene via, fai schifo. Siete i degni eredi, voi che lo fate, siete i degni eredi di quei bravi italiani che scrivevano questo negozio ariano o che di nascosto mandavano le segnalazioni anonime ai nazisti e ai fascisti durante la guerra per stanare gli ebrei e vincere premi in migliaia di lire dell'epoca e chili di sale per cucinare. Voi siete i degni eredi di quella gente lì. E del resto ci sono anche eredi nella civile Toronto, nel civile Canada. Documentario sul 7 ottobre
censurato al Festival di Toronto, scrive Il Tempo, film rimosso per mancanza di liberatorie. Non è la prima volta che accade a un'opera scritta da ebrei. L'indignazione sollevata dai fatti del 7 ottobre sembra essersi dispersa in fretta. La narrazione alimentata dalla gauche occidentale dipinge gli aggressori non più come terroristi feroci, ma quasi come partigiani. Un nuovo soggetto cinematografico e non che infiamma la sinistra anche in Europa. Sta andando tutto come nel romanzo di Houellebecq, Sottomissione. Ecco, ieri l'avete preso il campo dei santi con La Verità? Ve lo torno a ripetere, a me Belpietro soldi non ne ha dati mai, per cui io parlo liberamente e per questo ve lo consiglio. L'avete preso? Se l'avete preso, tra qualche minuto, se volete, telefonate che ne parliamo. Le 10 ci fermiamo, una breve pausa e ci sentiamo un gran pezzo di Marcella Bella, Lady Anima 1979, tra poco. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Innamorata di me. Ah, davvero fosse così, farti soffrire vorrei, magari proprio con lei. Metterò un vestito sul classico, rosso che non stinge a mare, sa cosa manca per diventare le tasche di chi da quando non sei più qui. Ah, l'hai comprato al mare, amor mio, un disco per dirmi addio, un disco per dirmi addio. Tu per lei hai fatto tanti chilometri a marcia indietro verso di me, non puoi tornare. Lady
Nuova a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 10, 4 minuti e 22 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Bella gente, ma abbiamo già una telefonata, ci dovrebbe essere la signora Silvana. Pronto? Sì, pronto Antonino, buongiorno. Sono Silvana dalla provincia di Torino. Ascolta, volevo dire, non c'è niente di così strano in questo caldo, perché ci sono state, io sono nata 86 anni fa, quindi ne ho viste di altre estati molto No, un calde. momento, non 86, sono i secondi 43. Ah, ecco, sì, così. Allora, tu li hai compiuti il 6 di agosto, io li ho compiuti l'11. Ah, siamo E due quindi, leoni, mi fa molto piacere. Siamo Bene. nati ad agosto, siamo nati leoni, però io ho sempre sofferto il caldo in un modo pazzesco. Però mi ricordo di certe estati che adesso a confronto questa, è vero che io abito in collina, quindi è un pochino più fresco, un po' più basso forse ancora di più caldo si sente, però è questione di non pensarci tanto, metti il polso sotto l'acqua del rubinetto, fredda, e ti rinfreschi un po', tutto quanto, però bisogna non pensarci troppo. Più si dice che è caldo e più si sente caldo. No, non è così, perché io quando ho compiuto 6 anni, mi ricordo, siamo andati da Cavoretto, che è una collinetta vicino a Torino, fino in centro di Torino, abbiamo fatto il trasloco, siamo andati a abitare lì, e quell'estate lì dormivamo tutti, ma non soltanto noi, ma tutti i vicini anche, dormivamo tutti con i materassi sopra i balconi. Ecco, quello era un grande classico. Perché faceva un caldo boia e la notte non si riusciva a dormire dentro. Allora poi alle 5 e mezza, quando era già abbastanza chiaro, sgombravamo tutto perché era indecoroso vedere i cuscini, i materassi sopra i balconi, ecco, tutto lì. E quella volta lì, e poi dopo anche un po' più avanti, dopo che sono uscita di collegio, mi ricordo che andavamo a vedere lo spettacolo della Trebbiatrice in una fattoria vicina, sotto un sole cosciente, e ce la guardavamo perché guardavamo quel macchinario, tutta quella polvere e quella povera gente che ci lavorava lì sopra, ma era stata un'estate anche quella torrida, e avanti così. Quindi ci sono state queste estate, sopportiamole. Antonino, sono in ritardo, ma ancora tanti auguri. Grazie ancora signora Silvana, un abbraccio grande. Comunque ho fatto tempo anch'io a vedere la Trebbia in azione in campagna giù in Calabria quando ero proprio un bambino, poteva avere 5-6 anni, quindi alla metà degli anni 80, ma era veramente l'esaltazione della fatica di un anno in campagna. Ed era anche però un momento di grande festa e di grande speranza. Una specie di festa. Guarda, il contatto con la natura comunque regala tanti momenti proprio belli. Grazie Antonino, grazie della chiacchierata. Grazie. Grazie anche delle musiche che metti, bravo. Grazie. Ciao, grazie. Auguri. Di nuovo, buona giornata. Ne abbiamo un'altra di telefonata. Pronto, chi è là? Buongiorno Antonino, sono Piero, finalmente ci sentiamo per voce. Signor Piero, buongiorno. Tutto bene? Ma a parte il caldo porco direi bene, sì. Complimenti a lei e anche a Sveva che siete lì a sostenere questa nostra radio malgrado Caronte, ecco. Ma a noi di Caronte non ce ne frega niente, Marconi è più forte, quindi. E assorbirvi le telefonate di noi 85 anni. Vabbè, diciamo secondi 42 anni e mezzo. Beh, io solgo dire che sono a 1016 mesi, ecco, invece di dire che sono 85 anni. Questo mi piace, volevo raccontare un po' la giornata. La signora ha voluto raccontare la giornata dei tempi andati. Io vi racconto la giornata ferragostiana del giorno d'oggi di un vecchietto che la mattina si alza presto, appena apre il supermercato corre a comprare pane, latte e un po' di frutta naturalmente, poi passa in farmacia perché noi vecchietti abbiamo sempre bisogno di un farmaco che ci siamo dimenticati il giorno prima, e strada facendo si sta molto attenti a posare le suole delle scarpe solo nelle zone d'ombra perché l'asfalto è talmente rovente
che si rischia di rimanerci attaccati. Poi si torna a casa naturalmente e si abbassano le zapparelle che avevamo lasciate aperte per arieggiare un po' l'appartamento, insomma, ma poi bisogna chiuderle. Avrei anche l'aria condizionata, ma cerco di usarla raramente perché noi vecchietti poi ci vengono i doloretti che ci vuol fare. E niente, poi si aspetta, si passa la giornata aspettando, fa caldo, si sta nella penombra, si pensa ai propri figli e nipoti che sono al mare o in montagna e si è felici per voi. E si pensa anche proprio a voi invece, voi due, Antonino e Sveva, che siete in radio a tenerci compagnia e di questo vi ringraziamo. Questa è la giornata del Piero Vecchietto. Antonino. Allora, intanto grazie. Secondo, siamo noi che pensiamo a voi, che è la cosa più importante. E grazie di cuore perché, voglio dire, la radio esistiamo per questo, perché ci siete voi che mettete le orecchie, se no noi, ciao. Oh, Francesco scrive, Antonino, in questa giornata volevo ricordare i 43 morti del crollo del ponte Morandi a Genova, morti non per disgrazia, ma incuria e avidità. Ma ancora nessun colpevole e chissà se mai se ne troverà qualcuno. Francesco, grazie per averlo fatto. E un abbraccio a questi 45 nostri amici e fratelli, anche se non li abbiamo mai conosciuti. C'è un'altra telefonata, vediamo un po'. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno Antonino, sono Lucia De Pogliano. Auguri. Ben trovata. Prima di tutto. E poi io volevo cambiare un attimo argomento, posso? Sì. Prego. Allora, volevo parlare di Putin e di Prego. Trump, che tutti qua che parlano, che dicono la loro, giornalisti, Soloni. Secondo me quello che hanno in mente Trump e Putin lo sanno solo loro e faranno loro. Tutti parlano senza sapere niente. Basta Antonino, solo quello. Poi buon Ferragosto, buon tutto a tutti gli amici della radio. Buone cose. Ciao Antonino, allora, ciao. Grazie, tanti auguri, buon Ferragosto. Effettivamente è così, vedremo che cosa questi due uomini si diranno tra di loro e vedremo che cosa annunceranno in seguito. Certo, l'altra volta quando Trump aveva annunciato il cessate il fuoco in Ucraina era stato deluso. Mi sa che stavolta si incazzerà un pochino, un po' tanto. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono il Walter. E allora? E allora ti devo dare una brutta notizia. Le piscine, quelle lì di cui hai parlato tu prima, quelle che si montano da soli, quelle esterne, se non è enorme, dopo una giornata l'acqua è bollente. Quindi non potresti fare la trasmissione perché passeresti dalla padella alla braccia. Questa è un'informazione tecnica. Quindi grazie. Devi fare come me, farti la piscina interrata con l'acqua termoregolata, perché sennò vai dentro in un brodo, come facevano gli esploratori che li mettevano nel pentolone di acqua fresca che poi diventava bollente e se li mangiavano. È una barzelletta. Volevo dirti niente, ringraziarti per il lavoro che stai facendo in questo momento di sostituzione, per quello che stai facendo per la radio. Ma Ferragosto non è la festa della Madonna? Scusami. Sì, certo, l'Assunzione, Dell'Immacolata. dogma Esatto. proclamato da Sua Santità Pio XII nel 1950 e anzi, visto che lo diciamo per quelli che ogni tanto chiamano e dicono il Papa è infallibile, quindi quando dice certe cose. No, il Papa è infallibile solo quando pronuncia le verità di fede ex cathedra Petri. È un dogma che è stato affermato nel 1870 dal Concilio Vaticano I e peraltro è stato applicato una volta sola, nel 50, proprio per proclamare il dogma dell'Assunzione. Prego, Mamma mia, Walter. sei un'enciclopedia. Io non riesco a capire dove cavolo è messo tutte queste informazioni qua. C'è una USB con la quale... Ma sai cosa disse il professore di filosofia del diritto mentre io parlavo e discutevo la mia tesi in diritto canonico all'università quando mi sono laureato? Dopo che me ne sono uscito, stavano discutendo il voto, il suo primo commento si guardò attorno e sbottò e disse: ma questo quanto cazzo de canoniche si è svaligiato. Ascolta,
te ne racconto una io, se posso, 2 minuti. Ma Edgar sì, abbiamo Cayce, tutto il tempo. un veggente di fine 1800 che riusciva, come Giordano Bruno, riusciva a, se aveva bisogno di fare una lezione il giorno dopo, di sostenere un esame, lui si metteva in realtà è documentata, si metteva il libro sotto il cuscino, ci dormiva tutta la notte e la mattina sapeva tutto quello che c'era scritto sul libro. Mi sa che tu sei un discepolo di Edgar Cayce. No, ti no, metti questo lì. no. Ho una No, discreta pazzesca memoria, sta roba questa qua. sì, questo sì. No, però, cacchio, di qualsiasi cosa. Forse, ecco, una cosa sulla quale ti castigherei è il calcio. Lì, secondo me, vinco Mi io. dispiace. Non riusciamo. No, ma non c'è guarda, lì competizione. vince a mani basse perché non è un argomento che... E Cioè, infatti, io è purtroppo quello, non te sono l'ho mai detto. stato attratto da sta cosa. Te l'ho detto. No, io ci ho vissuto e ci sto lavorando ancora come ci sto lavorando. Niente, tutto qua. Ciao Ma mi Antonino, dici una grazie. cosa, si trovano ancora i campioncini? Non nel senso di flacconi, ma di Sì, futuri campioni di calcio? Allora, attenzione, adesso sto lavorando nel calcio femminile. Allora, nel calcio maschile il problema del campioncino in Italia è uno ed è diventato, si sta espandendo in tutto il mondo, che appena un ragazzino è sopra la media, ti si presenta già a 13 anni col procuratore, che può essere il papà, può essere lo zio, può essere un procuratore reale, e anche nelle categorie inferiori. È pazzesca questa cosa qui. Nel dilettantismo ci sono procuratori. È una cosa allucinante, cioè non esiste più il ragazzino che gioca all'oratorio, passa come succedeva una volta. Io abitavo a Cusano Milanino, tra Pattoni, Maldera Sì. Adesso, che passava, vedeva all'oratorio un ragazzino che giocava, chi domani vieni giù là che ti... e lo portavano e magari era un campione. Non esiste più sta cosa, sono iper setacciati e quelli che restano nel setaccio sono tutti presi da procuratori e quindi diventano poi con i genitori che sono... Potremmo fare una invitami un giorno che parliamo in studio, ti racconto di cosa succede, vai a vedere una partita di pallone anche dall'oratorio, ma se poi vai dove il quadro è professionistico, nelle giovanili, tu guardi la tribuna, ti metti le mani nelle orecchie per non sentire quello che dicono cose assurde, e per loro tutti i loro figli sono campioni, quando da un settore giovanile mediamente in prima squadra arriva un giocatore ogni 100-150, perché poi tutto il resto vanno nelle serie minori a fare quello che lavora di giorno e la sera va a allenarsi. È una cosa allucinante, però è così. Mamma mia. Guarda, Sì. faremo questa puntata, dai, Se organizziamola vuoi, in qualche modo, io via. ci sono. Ok. Grazie Ciao Walter, Antonino, un grazie abbraccio. ancora, buona festa dell'Immacolata. Ciao. Grazie anche a te. 0292947222 se volete essere dei nostri, il telefono è aperto fino alle 10:27-28 più o meno, poi ci saluteremo con un pezzo di Gianni Morandi, Notte di Ferragosto dell'anno di grazia 1972, Notte di Ferragosto, eccetera eccetera. Ah, dai che ce l'abbiamo fatta ad arrivare a Ferragosto. Io sapete, mentre parlava il signor Piero, ma anche mentre parlava la signora Silvana, no? Una ai suoi secondi 43 anni, lui con i suoi secondi 42 e mezzo o 1016 appunto mesi. Ecco, se voi li sentite parlare, i nostri anziani, non tutti, ma grazie a Dio ci sono ancora, e questi due signori che hanno chiamato ne sono stati un bellissimo esempio. Mi hanno ricordato molto la canzone di Guccini Il pensionato. Allora volevo leggervene qualche rigo, poi prendiamo la telefonata che è in attesa. Grazie Sveva. Lo sento da oltre il muro che ogni suono fa passare, l'odore quasi povero di roba da mangiare. Lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene, di lampadina fioca, quella da 30 candele. Tra mobili che non hanno mai visto altri splendori, giornali vecchi e angoli di polvere e di odori. Fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani, mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani. Lo sento quando torno stanco e tardi alla mattina, aprire la persiana, tirare la tendina
e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta, andar piano in pantofole verso il giorno che l'aspetta. Poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia, mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia. Buongiorno, professore, come sta la sua signora? E i gatti e questo tempo che non si rimette ancora. Mi dice 100 volte, fra la rete dei giardini, di una sua gatta morta di una lite coi vicini, e mi racconta piano, col suo tono un po' sommesso, di quando lui e Bologna erano più giovani di adesso. Pronto, chi è là? Pronto, buongiorno Antonino Poeta, buongiorno a tutti. No, buon Poeta Ferragosto a tutti Guccini, te. scusa, vai pure. No, però, no, bella, mi fa piacere, ogni tanto un po' di cultura, per me che sono ignorante fa bene, non riesco più di tanto, ma va bene. Allora, buon Ferragosto a tutti, a voi, a tutti, grazie appunto, come diceva il signore, che ci fate compagnia, ascoltiamo la radio, che questa è una bella cosa. E poi una cosa che volevo sapere, proprio perché siamo a Ferragosto del turismo, io penso che tra giornalisti e cose dovrebbero mettersi d'accordo, perché 3 settimane fa c'era l'Ove Tourism, tutti non volevano i turisti fuori dalle balle, le città sono piene, non si sa dove andare. 3 settimane dopo la Meloni ha fatto scappare i turisti, non ci sono i turisti, non lavorano. Ma ci sono o non ci sono questi turisti? Cioè, ma adesso tutti i problemi che abbiamo, i giornalisti e cose, devono guardare il turismo. Ma da che mondo è mondo la gente va dove vuole. Se tu mi paragoni 30 anni fa, quando l'aereo non c'era, chi è che prendeva l'aereo? Solo i ricchi o chi poteva farlo. Adesso l'aereo, te lo chiede un bambino di 10 anni, l'ha già preso l'aereo. Cioè, a differenza nostra, cioè, non lo so io perché fanno queste cose, cioè, non riesco a capirlo, però non ho ancora capito se ci sono questi turisti o no. Ciao Antonino, buona giornata e buon Ferragosto a tutti, grazie. Di nuovo grazie. Allora, no, sì, i turisti ci sono evidentemente, le presenze ci sono. Tra l'altro stamattina ascoltavo il GR2, gli ultimi dati dicono che gli italiani sono passati in media dal fare 11 giorni di ferie a 13, quindi pian piano lo spazio ferragostano delle ferie si sta allargando di nuovo, quindi non lo so, mi sembra molto una discussione sul nulla, questa sulla presenza dei turisti oppure no. È vero però che comunque la gente nei paesi, in città c'è ancora, tanti non sono partiti, questo è pure vero, ma è anche cambiato il modo di fare vacanza, perché guardate, io sono stato 2 o 3 giorni fa all'ufficio postale e quando io sono in questi luoghi pubblici o per esempio alla cassa, al supermercato, cerco sempre di capire come vanno le cose e quindi chiedo: ce n'è traffico oggi? E le persone poi parlano. Ecco, l'impiegata per esempio mi diceva proprio questo: noi una volta veniva il 1° di agosto, gli uffici postali diventavano il deserto. Oggi noi ci troviamo un sacco di gente che entra, si fa rifare le carte, si fa sistemare il bancomat e così via. E gente ce n'è comunque, perché magari se ne vanno 10 giorni in ferie, poi però tornano e si danno il cambio con gli altri. Quindi è proprio cambiato il modo di fare le ferie. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sono Albino, buongiorno Antonino, Maresciallo, buongiorno. Grazie. Ieri passavo dalla Spezia, ma non è più la Spezia di una volta, ovviamente. Vabbè, altri tempi. Completamente diversa. Comunque nell'anno 1945, alle ore 0:10 del 15 agosto, nasceva un Giovin Pargolo in quel di Grottaglie, in provincia di Taranto, in quanto mio papà era sottufficiale di Marina, mia mamma era di Grottaglie e io quindi alle 0:10 di domattina compio 80 anni. I secondi 40, mio caro. I secondi 40, già, io quindi comincio la seconda vita, visto che la vita comincia a 40 anni, io inizio la seconda, vabbè dai. Comunque a parte quello, caldo, allora io giù ho avuto un caldo della Madonna, ma veramente una cosa allucinante. Io non abitando in Torino, abitando in campagna, oltretutto io vivo in Tavernetta in pratica, io qui sotto non ho condizionatore niente, ho sempre massimo 23 gradi. Quindi vabbè, quando se te ne vai salgo su per sottoterra, pranzare, dimmi. Se vai sottoterra, sì, certo che è più fresco. Certo, ma io dormo anche qua, sia ben chiaro. Ma beato per la a te. carità.
mentre invece sopra, quando devo andare su a pranzo, logicamente mi becco i 28 gradi, 29 che ho in casa, ma qua sotto, infatti in questo momento ovviamente sono sotto, sto da signore, meno male, quindi va bene così. Comunque invece giù 30 giù a Carrara da un mio amico che era in marina con me, grandissimo tecnico elettronico, infatti andiamo giù, vediamo delle cose strane, e comunque anche lui lui abita vicino a Colonnata, dove c'è il famosissimo Lardo. Anche a casa sua, malgrado sia leggermente più in su rispetto a Carrara, 34 gradi, da morire. Comunque va bene così, dai, resistiamo. Noi siamo uomini di vecchia generazione, forti, non ci piega nulla, meno male, dicono, poi non lo so, vedremo. Va bene, dai, buon Ferragosto a tutti, cercate di stare bene, mi raccomando, che è la cosa più importante, ok? Ok, comunque guardate che non è che la radio ora chiude le trasmissioni, perché vi vorrei ricordare che alle 12 c'è Capitaneria di Porto, quindi io torno, non è che ora, siccome mo finisce la rassegna stampa, allora chiudiamo baracche e burattini, arrivederci e grazie. No, noi riprendiamo alle 12. Io la radio ce l'ho sempre accesa, comunque, quindi non vi dimentico mai, per cui non ci sono problemi. Mi stai piacendo moltissimo, e viva sempre la Marina Militare Italiana. Io sono sempre in ascolto, vigile e di vedetta, che è la cosa principale, dai. Ok, di nuovo, ciao a tutti, arrivederci, bye 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 bye. Bye bye, ancora tanti auguri di buon compleanno, caro Albino. Bene, allora, cosa abbiamo adesso di buono? Che ora si è fatta? Le 10, 25 minuti e 33 secondi. Fa un caldo che la metà basta, però è davvero bello questo nostro Albino che ci racconta il suo compleanno. Che altro fate? Dai che abbiamo ancora un paio di minuti e chiudiamo poi questa prima parte. Poi ci ritroviamo alle 12 con Capitaneria di Porto. Di che cosa parleremo? Parleremo con Fabio Massa dei fatti appunto di Milano, ma anche dell'inchiesta in corso della Procura della Repubblica. Poi alle 13.05 avremo uno spazio dedicato al sociale, quindi avremo con noi Alessandra Raveane della associazione La Farfalla Bianca ETS, che ci racconta un sogno che verrà realizzato nel mese di ottobre in una RSA meneghina, monzese. E poi ancora avremo il mercatello, signori. Di che si parla oggi al mercatello? Vi dico solo alcune cose, e quelli che erano diversamente adolescenti negli anni 90 avranno il brivido. Festival bar, Cantagiro, disco per l'estate e azzurro. Che Dio abbia in gloria Vittorio Salvetti, signori, per tutto il divertimento che ci ha procurato. È vero o no? È vero o no, cavolo? Quando c'era il Festival Bar non ce n'era per nessuno. Altro che qua sti vari premi, serate musicali. Non esisterà mai più uno spettacolo musicale estivo iconico e leggendario come il Festival Bar, con la sua leggendaria finale all'Arena di Verona. Ma che spettacolo era il Festival Bar! Va bene, alle 10, 27 minuti e 30 secondi. Noi ci salutiamo per il momento con Gianni Morandi, Notte di Ferragosto del 1972. Ci andiamo a dare anche una sciacquata perché il caldo qua sta squagliando, e alle 12 di nuovo in diretta con Capitaneria di Porto. Vi si aspetta numerosi. Vi ha parlato Antonino Danna, a più tardi, grazie. Di Ferragosto, calda la spiaggia e caldo il mare, freddo questo mio cuore senza te. Notte di Ferragosto, il mio pensiero torna da te. Forse
fra le tue braccia c'è lui, c'è lui, e mi accorgo di amarti ogni giorno di più, anche se mi ripeto che l'amore non c'è, non c'è, non c'è, no, perché se ci fosse un amore così come quello che provo questa notte per te, per te, per te, tu saresti con me. Forse fra le tue braccia c'è lui, c'è lui, e mi accorgo di amarti ogni giorno di più, anche se mi ripeto che l'amore non c'è, non c'è, non c'è, no, perché se ci fosse un amore così come quello che provo, tu saresti con me, con me, con me, e mi accorgo di amarti ogni giorno di più. Avete ascoltato la rassegna stampa.